stiamo con la provincia di Verona, sono anche amministratore provinciale, stiamo sbloccando i fondi, i 35 milioni messi a disposizione di A22 per i collegamenti dal casello autostradale verso Isola della Scala. Questo per la frazione di Bagnolo costituisce la possibilità di avere una circonvallazione. Io spero, abbiamo inviato le documentazioni al Ministero, a breve avremo un'espressione in questo senso. Se sarà positiva avremo il finanziamento di queste opere che interessano anche il Comune di Travenzuolo e si comincerà subito la fase di progettazione. Nell'abitato di Pradelle, in particolare sulla circonvallazione a sud di Pradelle, siamo nella fase finale delle attività di progettazione e di autorizzazione della rotatoria d'ingresso alla nuova zona industriale dove c'è Zalando. Anche questo è un nodo importante che dovremmo risolvere per migliorare la viabilità e migliorare soprattutto la sicurezza stradale.